Allora, ringrazio di questo intervento, ovviamente due cose, ovviamente ringrazio a Paolo per questa, per organizzare queste cose, queste presentate, ringrazio questa amministrazione per aver dato la nostra autorizzazione a fare in questo luogo di Ecibello. Allora, Gigi Datti, tu conosci tutti. Devo da conosciuto a Picciocche Doritio quando faceva questa trasmissione in Radio 80, questa trasmissione in Sadru su Domingo a Mengiano, giusto? E dopo tornavo a conoscere in questa un'altra di che fiocca questionando in pari, primo su capa sono parenti puro, vero su? Poi tagliai un mio e de ruinas e quindi in capa sono parenti puro. Finalmente, Valero. Allora, Deo, no, saperia a Pulligio, questo libro, a Pulligio bene, sapremo commedia. Esatto, due da Pulligio, sa che tu devi essere, no, quindi sapremo da conoscere più, in maniera più approfondita. Dopo una cosa, commenti a rifresh sta cosa, sta spezia cosa tua, no, tu sei brullano, no, sei sempre lì, con sta battuta sempre pronta. Spiegare come già meno. E quindi fonti commedia che accampano sempre bene, no? Sono sempre a lieto fine. Quindi non è commenti commedia de Garau che fonti tenti sempre un finale più drammatico. In sa prima commedia, sa musica guardina, si questiona de fanceddos, de gorros. È vita normale del paese. Sì, ma si questiona in una maniera abbastanza leggera, no? Levia. Quindi Nareuso è un questionai abbastanza può drammatizzare questa situazione, sì. Commenti quando ci vianta i due paesi si funti giocato a Grassos e a Grugi, poi chi via correre uno o l'altro. Quindi tocca a noi che è un media, non è commenti su media che io conoscevo che io vivo mancai in televisione. Poi tocca a noi un'altra cosa, no? Poi di solito scommetti del stato su punti sì, fa entrare sempre voi su voi non mancai si tagliamo procedino, quindi fare arrivare che altro po' gusto che va in i attori posso esatto, posso stupiare su invece noi video su già è una commedia già moderna, no? Una commedia in satru non è a sostruppiare su satru, ma è toccare a riri a su e su conto, no? Niente, quindi tocca a noi che un modo di fare commedia che non è questo classico, è a giurare a su satru, a giurare a far conoscere Susato questo modo di aici, no? Niente, no, chi si è con qualcosa, Gigi? No, Paolo, come ti nasce il microfono, sai? Poeta, innanzitutto buonasera a tutti. Sono troppo pregiato di essere a Sardara. Per vedere che motivo. Su motivo principale, prima mi ha invitato Giampaolo, che Giampaolo è uno veramente scrovetto, che è una persona che su sardo non tende a intro. Addirittura, guardiamo che su sardo questo non c'è di fuedera, du pensara, ma addirittura che sogna pure un sardo. E poi una bella cosa, si commette Mannao Capone in multa San Sardo, San Caffè.
E quindi sono veramente contento con questo abbiamo noi. Oltretutto poi Sardara, dopo con nota, a parte su grandi scrittori di commedia che era Abramo Garau, io mi sono ispirato merota a polligio tutte le commedie di Abramo Garau, dopo con nota un commedia, mi pare che faria su Barbieri, vero su? Non riuscivo. Sì, mi risulta che vorrei essere un mestiere dei barbieri. Si commette prima nei barberias, sì, e Sarte Barbieri, prima i barbieri si non fece andare di zega spius, ma davvero a un nascita schiacchiera, su barbieri di solito scegliera i scorrere o sabida, scegliera già una adesso incinta, prima adesso incinta. E quindi su barbieri vi era sul luogo di incontro delle schiacchiere, poi hanno cambiato l'ambiente, di solito le schiacchiere si fanno, specialmente in Bida, ha fatto dei interros, invece devo adesso ti vai a intendo sta di sta darling, invece adesso molto proprio non ti vai da nemmeno, è su modo posso incontrare, sai, schiacchiere, questa gente a papa, magari sta movida è prangianata, esatto, fu criticando da papa e su Camposanto. In sa sfilata. Dunque, e quindi sono veramente contento di essere a Sardara. Appena questa commedia, questa musica guardia che era spiegato Daniele Tatti, mi piace si mette adesso cognome mio. Bello. Su Babbo mio viene di Ruinas, ne avevamo a traballare a Montebecciu, come Meras, su periodo di Arbus, viero a Bida di Immigrausu. Babbo mio aveva traballare in Montebecciu e quindi ha connota mamma mia, almeno era burese. Ha potente subito un problema. Perché babbo mio fu dare, su Alta Marmilla, fu dare su, per esempio, babbo mio narrava abba, invece di nai acqua, mamma mia narrava acqua e fia sempre, non era sabba, e babbo, devi stinare abba, devi stinare acqua, se non esce baghetto, con questo sardo, perché da mesturare, quindi forse ne pensiamo fuori su sardo, che ne manca arboreso, che è un miscuglio, e poi dopo sono partito a Milano a traballare in quei muro, mi sono a Pedro Paghetto, mentre invece un ottavo che Giampaolo, fu da Rusardo, veramente ricercavo, non sciù che tu fai apposta, no, per esempio, no, fu da Usardo, che si vuole, fu da su bar, che si vuole, Usardo italianizzato, io le uso. Quindi, scommedia pure mia, si riflette di questo tipo di cosa. Sa musica guardina, per esempio, c'è su 4 di questo mese, di luglio, c'è a Monserrao, che lavoro davanti sul gruppo La Sale di Monserrao, che questa commedia mera rappresentata in Sardegna, avete una commedia, una storia che è una soap opera, di questa esibita in televisione, proprio mi sono ispirato perché a questa storia dei scorro su, però avuto Goppaisi, quando si monta scorro tra Goppaisi, pare tutto un domo, quindi non succede nulla, tu scendi scetti gusto e basta, quindi poi te non puoi andare dai fillos. E quindi cambiando femmina, attivata tutto su fillo, in poche parole. E succede non è una storia vera, comunque succede. Oh, non hai, devo pure detto problema quando vieni a scuola di picciocchino, vuoi dare su sardo, poi non fa ridere. Devo essendo uno che vuoi dare un sardo sempre, in mamma mia, ha detto mera difficoltà, per esempio, di studiare che via Pietro Micca. Ma mi faria, ma Pietro Micca, mi sbattere Pietro Micca. Da l'uscì che vi era Giovanni Maria Angioni, o gli esci che vi era poeta, papà mio cantare un palco, vi era un grande cultore sa lingua sarda, e mi piaceva sci che vi era poeta sardo, su Melchiorre Mureno, Raimondo Viras, Paolo Mossa, e mi faria, ma come ti mai in scuola mi fate imparare Giovanni Pascoli? Oppure Giacomo Leopardi, e però non mi vedono mai di questo poeta che babbo mio mi leggi ogni americano, mi ci fa cravare in conca queste poesie di Melchiorre Mureno, e invece si scuola mi fate imparare albero a cui tendevi la pargoletta a mano, ma per invece mi era bravo pure a imparare la poesia di un poeta sardo, che ci andava veramente bravo. E quindi, poi a sapere a me mi scuria sempre sul maestro mio. C'era un maestro che quando prima il maestro su Zaccanta, non fi come te mo per esempio che uno scuria o ciocchero su babbo bene, ti denuncio, mentre invece prima quando scuria su me sta andando a domo di nasa, babbo ma riscuto su me, ha fatto bene, anzi ti scuria babbo tu, perché prima su professore tenia sempre ragione, e quindi mi ricordo che devo volte fu da un sardo e su professore su me mi era scutto.